Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. But time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, please wait for me. Ora ti porto nel centro di Stoccarda, o vi porto, a volte parlo al plurale, a volte al singolare, non so neanche mica i casini che ho in testa. Ti racconto, mentre scorrono intanto, Yuri, vai, metti il b-roll, vedi, mentre scorrono le immagini, un po' di storiella trovata sull'internet di Stoccarda. Stoccarda è una metropoli dinamica che affonda le sue radici nell'epoca romana. Sebbene il suo nome derivi dallo storico allevamento di cavalli Stutenkarten del X secolo, che seria il X, la città è universalmente riconosciuta come la culla dell'automobile, ospitando i musei d'avanguardia di Mercedes-Benz e Porsche, che li hai visti all'inizio, oppure se ricatto i b-roll ti ributto su, che ripercorrono l'evoluzione tecnologica mondiale. Al centro domina la Schloßplatz, che è dove che andiamo adesso, una piazza monumentale dove il castello nuovo barocco e il castello vecchio rinascimentale testimoniano il passato glorioso del regno di Württemberg. Oltre all'industria, Stuttgart vanta un patrimonio culturale unico con la sua Staatsgalerie, che custodisce capolavori, senti che punteggiature che mette un fiago sia random, che custodisce capolavori dal Medioevo all'arte contemporanea in un edificio iconico. Per chi ama la natura, tipo me che adesso sono in Tellerba, la città offre parchi curatissimi e giardini botanici come la Wilhelma, uno dei complessi zoologici e storici più belli d'Europa. Sì Giacomo, te porto, sì. Un altro simbolo imperdibile è la Torre della Televisione, la prima al mondo costruita in cemento armato, che offre una vista panoramica sull'intera valle e sui vigneti circostanti. Dai che nemo! Che posti fantastici, mi dispiace un po' per il tempo, ma in fondo anche no, insomma dobbiamo capire che è il tempo classico dei paesi del nord. Oh, my love, my darling, I've hungered for... Accidenti, me li sono persi, guarda qua, scusa le riprese, vedi, e do cavare qua che si scorna. Quando suonavano le campane erano loro che andavano avanti e indietro e si scornavano. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Pane e tutti i tedeschi che sa da borotaico, io tutti con l'odore del borotaico, perfino stranieri, adesso è una roba proprio tipica da qua. Questa chiesa qua è la collegiata di Santa Croce, tutti, ma proprio tutti, frutta, verdura, marmeate e fiori, sempre solo quello. Cos'è sta roba? Sarà il museo? Sì, sì, credo che sia il museo. Ora sto qua com'è che la parcheggia? Credo che sia un negozietto, metà negozietto, metà museo.
Was für eine Nacht, bin mit nem Schädel aufgewacht. Gieß den Kaffee wie in Zeitlupe ins Glas. Wenn du magst, kannst du noch bleiben. Folgt ein unsicheres Schweigen. Du schließt die Tür, es wird still, ich schau dir nach. Und mit dir Trompeten, Geigen und Chöre, irgendwas gegen die Stille hier. Dann Paukenschläge auf Trommelwirbel und ein leises Klavier. Ey, da müsste Musik sein, überall wo du bist. Und wenn es am schönsten ist, spiel es wieder und wieder. Ey, da müsste Musik sein, wo auch immer du bist. Denn wenn es am schönsten ist, wenn es am schönsten ist. Das letzte Mal am Meer, eine halbe Ewigkeit schon her. Pack meine Besten und das Nötigste zusammen. Endlich mal raus aus unserer Heimat. Sie wird im Spiegel immer kleiner. Und schon da vorne küsst das Salzwasser den Sand. Und mit uns Trompeten. Ma io non capisco, ero lì che stavo facendo il video alla barchetta, e arriva il vecchio Crucco inarrabbiato e mi dice no picture, cioè che non posso filmarle. Ma che, perché? Che senso ha? Cioè è un pezzo usato, cioè non è che è una tua produzione, allora temi che te lo copiano, hai capito, che ti tolgono il lavoro. È una cagata da pochi soldi usata che non hai creato tu. Però lui niente, lui non voleva che tu gli facevi la foto alla barchetta. Che vita triste sta gente, fioi. Vedi qua i fioretti come me non capiscono st'arte moderna, probabilmente Zedoki si è fatto massa pipette e guarda che braccia che ha enormi e cadenti. E tu anche al dio fioretto dice ma cazzo è sta roba? E tu? Ey, da müsste Musik sein, wenn wir uns verlieben, wenn das Leben uns umhaut und wir besoffen vor Glück sind, müsste da nicht Musik sein. Wir haben nichts für deine Tochter. Wir haben jahrelang beschissen noch am Grab ihres Vaters. L'ha fatto arrabbiare il caro. Cosa problematico. Oh, ciao Fiorello. Ciao, buon giro, ciao. Interessante. Wow, vai, museo bellissimo, ricorda un po' quello di Barcellona, solo che questo è chiuso ancora, bellissimo. Bellissimo, ti faccio vedere in diretta. Bellissimo anche il fatto che ci sono i bagni pubblici da tutti, che così anche è stato brillantemente ridotto. Tutti gli eventuali barboni, passano il termine che non conosco dei più moderni varianti, non sporcano la città, poi esce che ti trovi le cacche in giro per i marciapiedi a strada e poi in spiaggia, insomma, ecco che fanno, quanto fanno, c'ho un croissant e dopo non so che panetto, no sorry, the only one, thank you, bye. Quanta gentilezza e quanta educazione, non ne sono abituato. Qua fai passare tipo una signora, le cedi il passo e insomma c'è tutto un inchino dietro l'altro, esatto, anche tenere la porta alle altre persone, guarda robe. Poi si è preso il croissant e un panino loro tipico ai cereali che l'hanno usato. Tanto fanno, vabbè adesso ora brioche, il cioccolato e il panino, poi io spendo perché la vita è una, ma guarda che ha un prezzo fuori da fuori. Un mercato che è difficilissimo da trovare, io ringrazio Google Maps, ma qui c'è anche la vetrata trasparente, dall'altra parte no, io ci sono girato intorno 3 volte e non ho riuscito all'entrata, quindi devi trovare la scritta Marca Talle grigia. Cioè, questa mi pare sempre una chiesa diversa, in realtà è sempre la collegiata da un altro lato, sembra che cambi, qua non ho capito, ma prego, non vedi male, che gentili, altro per niente.
Sono stato fermato e corteggiato da una ragazza di Torino. Cioè, vabbè, Matteo, l'ho tagliato corto, sono andato via. Un succo di frutteria. Coniglio lasciato volentieri la mancia, non tanto perché suona invece di andare a rubare, ma perché suona bene, è una bella canzone, una bella offerta, ha regalato, ha venduto, ecco, forse ha venduto un'esperienza particolare, ha cantato probabilmente una canzone sua tipica africana e io quel ritmo lì, diciamo, non l'avevo mai sentito, mi sono fermato, affascinato ad ascoltare e quindi ho pagato questo servizio, insomma, ecco, con piacere. Ai ai ai, guarda qua, che peccato, non possiamo vedere la biblioteca civica di Stoccarda, che era veramente impressionante, perché apre martedì, oggi è sabato. Aggiornamento sul censimento, no, direi che c'è anche un buon 70% di etnia tedesca e un 30% di etnia mista, quindi non possiamo dire che è un'identità culturale distrutta. McDonald's tedesco, ma non è il caso con tutti quei bellissimi locali che ci sono. Ok, immensa Stoccarda, era decisamente da visitare, visto che mi ero fermato appunto qui alle porte per riposare. Certo non è, perlomeno in questo periodo, il posto ideale che vorrei visitare, voglio stare un po' lontano da tutta questa gente, che è troppa, che mette sempre come si dice, in allerta, è una reazione psicologica, okay? È una cosa che abbiamo incisa nel nostro subconscio. Pensa che, giusto così per curiosità, il saluto è nato nell'essere umano proprio per contrastare questa innata paura, questo innato timore. Con il saluto tu dici all'altro in sostanza ciao, vengo in pace, un po' come i cani quando si danno i segnali calmanti, hai capito? È una reazione naturale ad una paura naturale. Ich sehe geht, ich kann dich verstehen. Es gibt nicht viele Leute, die das Leben wie wir sehen. Es ist nicht lustig, das Leben ist ungerecht. Wenn wir das trennen könnten, wäre das nicht schlecht. Wenn da draußen ist doch verloren. Ich bin selbstgebracht. Alles für sie, du kannst nicht, weiß nicht, was ich will. Ich bin hier auf Fahrt, ich will nur noch Land alles stehen. Kann mir mal jemand sagen, wie es weitergeht? Come avrai brillantemente dedotto, è un corteo contro le guerre in generale. È stata presa la guerra del Venezuela, è stato preso, menzionato anche Cuba, ovviamente l'Iran, Gaza e tutti quei paesi coinvolti nel bene o nel male, di come vuoi, questi schifi che alla fine nessuno vuole, lo vuole solo chi gioca con i soldini, chi raccoglie i soldini di tutti, poi si gioca a modo suo e nel giocarci hai capito che queste sono le azioni da intraprendere. Viene da tutti i tipi, tutti tanti stand dei comunisti, da quello che leggo, sai, non tanto poi il colore. Insomma, un'esperienza direi comunque toccante, come è sempre toccante quando vai, toccante non nel senso che te commuovi, che te metti pianza, toccante nel senso che la vivi con intensità, la vivi con emozione, la vivi intensamente, ok? Quindi è toccante girare all'interno di una grande città, aspetta che mi giro piano, sennò tipo in bagno militare, e confrontarsi in qualche modo, anche se per brevi istanti, con persone completamente diverse da te e completamente anche diverse tra loro, quindi insomma non è che ti confronti te contro un'identità collettiva, no, te contro migliaia di identità collettive diverse tra loro. Ad ogni modo giro un altro po' a vuoto, ripercorrendo più o meno le stesse strade, poi io mi sposterei anche in Belgio sinceramente. 11:43 del mattino, tutto bello, tutto interessante, però io ora comunque taglierei e seguirei sempre i miei istinti, un po' come sto facendo con il cibo, cioè perché devo forzarmi a stare qui a girare. Giro tutto con calma, poi appena mi stanco, tac, giro via. Punti interni, se ti riprendi o anche comunque parli inquadrando con la fotocamera, praticamente si girano tutti, cioè segno che effettivamente non sono abituati a tutti i TikTok e monate varie. Cinema, immensa ovunque sta città. Guarda che rassa è statua.
e il Toro e il New, cos'è sta roba col ciccio fuori. So qua che penso con me stesso, un po' combattuto mentre passo sotto impalcature sul fatto che sembra che stia sotto. Beh, no, io mi osservo e sembra che sto facendo le cose in fretta. Ho detto no cazzo, è stamattina presto che giro, me la sono girata a piedi tutto quanto, ogni busetto eccetera, perché ora resta qua, andiamo avanti, cioè non sto più bene qua, ecco, questo forse è la fortuna che ho io quest'estate, no che non sta bene, ma di percepire che quando non sto bene se cambia, mio caro, c'è il mega lusso di avere a casa con ruote, cioè via, basta, bellissima, consigliatissima, una giornata, basta appunto. Sono di ritorno e questo giro mi è servito anche come benchmark per le mie gambe. Adesso so che 12 km non sono assolutamente nulla, anche perché comunque quando siamo in una città si è sempre distratto, e nonostante salite, discese, scalinate. Ecco, inizia anche a piovere mentre te ti guardi la bici e le poste. Va bene, dai, ho fatto cardio oggi praticamente. Pietà, fioi. Da questi che ha il giardino in tel tetto. Va bene, dai. Cosa, sto qua in tel giardino anche a rinoceronte. Stoccarda. La città delle scale. Adesso fioi, in compagnia decidiamo assieme se dormire qua o spostarci di posto. Sì, no qua nel senso in tel sentierino, intendo qua a Stoccarda. Arab rispetta. Ora qua il reperto storico, il Typhoon, quello che chiamano TPH50. Questo è il quartiere dove vivo. Tutto tipico, però non mi sento stoccardo, stoccardese. Stoccardatario, Porsche ovunque, questa è anche elettrica. Aspetta, voglio dire subito questa cosa prima che me ne dimentichi i miei amici camperisti. Ho l'impressione, la chiarissima impressione che in tutte le stradine, vedi, quelle un po' più interne, puoi parcheggiare dove cavolo vuoi, ma cioè, vedi qua ci sono mezzi fermi, cioè sono quelli della gente qua, non sono turisti, hai capito? Quindi posti veramente per visitare Stoccarda, basta che stai fuori di 2-3 km ovviamente dal centro, ne trovi a volontà. Arrivati, non ho visto la famosa torre, mamma mia come cagoccia paica, la famosa torre televisiva, ma sinceramente neanche, cioè, non mi interessa proprio. siamo sinceri, prima con noi stessi e poi con gli altri, non me ne ciao un cazzo. Guarda qua altri due camper che sono arrivati, riassumendo Stoccarda in camper assolutamente sì, zero problemi di parcheggi, guardati nel sito le puntine del mondo.it dove te li ho segnati e personalmente basta. E tempismo perfetto, inizia a piovere bene. Boh vabbè, già che ci sono me la sono studiata per guidare con la bici, lì il cambio non tocca, ho bloccato anche, vedi, la sospensione lì sotto in modo tale che non si giri il manubrio. Certo che voglio un po' che acrobazie, ma va bene lo stesso. Sì, vabbè dai, parcheggi gratuiti ovunque, vai tranquillo, ripeto, sempre fuori a 2 km. Ora ci stiamo spostando verso un distributore economico che mi ero segnato, tra virgolette per strada, c'è una piccola deviazione di 5 km. Lì farò il pieno, poi vicino c'è quello del GPL e io direi di partire sempre col GPL pieno, piuttosto fare anche rabbucchi di 3 euro per sicurezza, che dopo non si sa mai. Non so quanto ho consumato e non starò neanche là a guardare i costi ogni volta che faccio il pieno, chi se ne ciava. Dico solo che con la mia andatura economica ho fatto il pieno a Padova e ho rabboccato 20 euro tondi a Vipiteno che costava un botto e ora ho metà pieno, ok? Quindi voglio dire, fai un attimo i conti, siamo a Stoccarda. Che camminata fioi, mi ricordo sempre le parole di Roussel riferite allo sport, no? In sostanza te la stringo proprio tantissimo, diceva che fare lo sport ok sì è bello e piacevole, però una volta, nonostante sia piacevole, una volta che hai finito di far sport provi nel corpo un senso di benessere, ossia benessere che hai smesso perché hai smesso di far fatica, ok? E contemporaneamente, vabbè questo non c'entra con la giornata di oggi, però oddio forse sì, visto anche il corteo che abbiamo visto in piazza, contemporaneamente dopo aver fatto sport, ossia dopo aver fatto una bella fatica fisica, non hai voglia di rompere i coglioni a nessuno, non hai voglia di litigare, non hai voglia di far guerre. Parati subito, queste linee tratteggiate chiare, vedi, servono come corsia di missione ma anche
come divisorio. È importante perché in autostrada te le puoi trovare al centro, sai già se te le trovi al centro che la strada prima o dopo si sdoppierà. Stavo pensando tra me e me il discorso dei paesi senza identità che ti ho fatto prima, magari se qualcuno non l'ha mai capito, pensi a certi paesini friulani, tipo non so, io penso a Clout, che tutti i miei amici ci sono stati, dopo che li ho mandati hanno detto che sono veramente rimasti, in quanto è appunto un posto con identità, dove c'è della tipicità, dove c'è dell'anima, dove sai quello che trovi, ok? Dove la gente si conosce, tutti si conoscono l'un l'altro, e quando arriva il forestiero lo vogliono conoscere, vogliono interagire per continuare a mantenere questa tranquillità all'interno dell'identità. E io qua mi sto sentendo giustamente un pesce fuor d'acqua, una specie di turista, uno proprio del passaggio, che è quello che alla fine sono, no? E pertanto ho detto, consumo la mia parte di turista, la mia parte di tempo di turista. Questo tempo è passato e ora mi sposto verso altre realtà, fino a quando entrerò dove ho la mia identità, che è la Scozia. Ah sì, se ti ricordi, qua in Germania trovi McLaren da far schifo. C'è anche il preparatore al di fuori del Motor World. Se sei curioso e ti piacciono le auto e i motori, io direi di andare a cercare sullo YouTube le puntine del mondo spazio Motor World e vedrai che roba. Ed invece di fare accelera frena come un ebete, stai un po' più indietro e lascia andare avanti il mezzo in marcia. Ah, forse so anche di chi è l'incidente. C'era una Golf che faceva garetta con BMW, vediamo se sono loro. Guarda il Cristo che ti indica e ti giudica il spagamento dell'Uamaro. Eccoli là, l'avevo detto, un incidente più avanti. l'avevo detto, eccolo là, l'avevo detto il coglione, eccolo là, è lui. Dio caro, bocciazze, li vedevi, facevi Fast and Furious, boom, coglione. Memo interno, portarsi via il K-Way. Guarda, qui c'è l'uscita, guarda che te la indica il Cristo, per la fabbrica della Mercedes. Eccoci qua, alla faccia, 2,489, alla faccia dell'economico, porco zio. Ma impestata, con 50 euro è salita una scoreggia. Mamma mia, fioia, vabbè. Vediamo dopo a Lussemburgo e in Belgio, che dovrebbe costare meno. Mamma mia che prezzi, fioia, dopo se lamentiamo dell'Italia. Ascolta, guarda qua che metto in frigo. A fare solo l'unboxing di un fiade schifesse tipiche. Siamo in Germania, Allora, gelato al caramello salato, salame fatta il segno della croce, aglio metà bianco metà rosso, pomodorini credo che sia i datterini da non tenere in frigo se no perdono il gusto, banane vivaci, e viene da Colombia, avuto che non che sia un fiade bamba dentro. E vabbè, qua avevo voglia, orsetti zuccherati, orsetti non zuccherati e ancora orsetti non zuccherati e Mentos. Però siccome mi mancava un qualcosa di tipico, ero detto aspetta che aggiungiamo qualcosa di tipico, e caramelle alla Kirsch, che sarebbe la marena. Pomi Pink Lady, non preoccupatevi, non è la mia spesa, cioè non che vado avanti a caramelle, semplicemente sono due cosine che ho detto ma sì dai. Birra credo tipica 1, birra credo tipica 2 e birra molto probabilmente tipica 3. Appunti interni non usano molto le bottiglie di vetro, anzi quelle poche bottiglie che ho trovato erano di plastica. Oh, capisco perché vanno tutti piano, porco cane, il gasolio a 2,50 €, manco posti di blocco ho visto, adesso collego, cioè già andare in giro è già quella una multa. Boh, ora proviamo ad andare a far GPL in Germania, non so come si fa, dovrebbe essere questo l'adattatore, vediamo. 1,068 il GPL, da noi è 68 centesimi. Ok, ce l'ho fatta, ho chiesto aiuto psicologico a un ragazzo qua, visto che aveva l'adesivo motociclista Biker Friends, così abbiamo fatto amicizia. Lui è un BMW 1000 Passa R, sì, RS è il numero esatto. Voglio dire ai camperisti che hanno il bombolone, oppure se ti ho sconsiglio caldamente, ma se te vengo a macchina GPL in questi posti ti ho sconsiglio perché è raro il GPL qua. C'è lo stesso identico attacco italiano, quindi la Germania ha lo stesso identico attacco italiano, non servono adattatori. Ed io ero un po' cagato perché comunque quando premevi sentivi che usciva tipo un po' di gas, cioè non era la pistola probabilmente perfetta, ok? E basta, è la prima volta che faccio gas da solo, perché sai che in Italia non puoi farlo, e quindi ho fatto anche questa esperienza, dai. Incredibile però, come ogni volta una qualsiasi persona all'estero parla benissimo l'inglese, lo parla perfettamente. Le strade continuano a essere estremamente rilassanti. Strada del Fino Tedesco. E che razza di vini fai qua in Germania?
è il Merlot, è il Cabernet, guarda anche a queste, guarda che strane, sai, tutto strano, tutto tipico. Guarda anche qui, guarda, cioè, squisitissima la Germania nordica, tutte queste casette strambe, bellissimo. Vabbè, aspetta un attimo, Fioi, piccola nota turistica, ho capito che sarà costoso il gasolio più dell'Italia, ma qua tutte le autostrade sono gratuite, cioè io non ho pagato un centesimo di autostrada. Autostrade, aperta parentesi, quello correva, chiusa parentesi, no, devo mettere che è gratuito dentro parentesi. Ovunque è stato il giretto più rilassante della mia vita, no? È incredibile. Guarda qua il Cristo che ti indica e ti giudica la fabbrica della Ford. È una nave cargo, guarda là, la vedi? Sì che la vedi, sì. Ma che grande è! Specie di traghetto. Google Maps dice che qua a Lussemburgo il gasolio è a 1,76 euro, sembrerebbe tipo in Slovenia, prezzo fisso in tutto lo stato. Io non ci credo. Occhio Fioi che qua i distributori non esistono in queste autostrade, bisogna cercare con Google Maps e uscire. Eccoci qui in questo paesino, che carino, guarda, in mezzo alle collinette, che oggi vabbè hai beccato il nuvolo. Frisange, detta così proprio con le pecore, e mini pecore, no, che forte. Eccoci qua, è un esso, non ci credo che è 1,7, sarà comunque più di 2 euro. 1,8,59, buono, 1,8,58, via, mega pieno. Ah no, diesel 286, ok, che scemo. Eccoci qua, 130 euro tondi. Ma remma impestata, abbiamo fatto farà lancetta, ho fatto il mega pienazzo perché giustamente qua a Lussemburgo è dove costa meno, Lussemburgo e Belgio, ma Lussemburgo meno di tutti per questo. Eccoci arrivati in Belgio Fioi, prima tappa Arlon, che guarda 11 km dal confine, quindi è proprio subito. Questo vedi a me fa triste quando parlavamo di identità, che in fondo è sinonimo di globalizzazione, no? La perdita di identità è sinonimo della globalizzazione, o meglio è una parte di essa. Insomma, a me veda Ikea e McDonald's mi pare di essere a Padova, Dio caro, mi manca solo gli intimissimi, no, forse era quello. Ah, siamo quasi arrivati. L'area, eccoci qua, l'area sosta camper è letteralmente attaccata alla stazione dei pompieri. La corrente, con la tedesca chissà se ce l'ho. Il rubinetto non funzionante, perfetto, il rubinetto non funzionante, ottimo, contavo di caricare dell'acqua sinceramente, adesso magari, vabbè, invece un cazzo. Vabbè, allora, area camper di merda, già lo sapevo in anticipo, ho messo io una base sicura per partire a fare il giro in bicicletta e la girata a piedi a vedere Arlon. Sicura, siamo letteralmente a fianco alla caserma dei Vigili del Fuoco, la quale è sempre H24 attiva, insomma, no? Dico a te, se dovessi passarci in questo periodo e non funziona la corrente, dici vabbè, chi se ne ciava, io problemi di corrente non ne ho, però sai, col dubbio che poi troverò o non troverò distributori di GPL per il mio riscaldamento, ho detto mi attaccavo riscaldamento a corrente, vabbè, chi se ne ciava. Non funziona l'acqua, incredibile, insomma, ecco, contavo vabbè, ho il 60% di acqua, non è assolutamente un problema, contavo di caricare un po', però vabbè, insomma, partiremo più leggeri nel traghetto. Dopo una volta smontati dal traghetto in Inghilterra andrò in un'area camper a caricare, basta anticipare robe, vedremo volta per volta. Cena tedesca in Belgio, va, che spettacolo di Bratwurst, me li sbatto nella piadina con la senape e il ketchup. Pronto? Buongiorno, salve, sono Claudia. Contatto per un'informativa in merito all'utenza elettrica. Posso parlare col titolare? No, ma scusi, io sono anche iscritto al registro delle opposizioni. Come può lei avere il mio numero? Hast viel geweint, im Geist getrennt.